Amici bellini, non siamo ancora in vigilia perché domani ci facciamo la nostra personale conferenza stampa, però sappiamo che il problemino Kvara ce l'ha, quindi dobbiamo ipotizzare. Le ipotesi significa cominciare. Allora, prima di tutto abbracciamoci, un bel abbraccio. Credo alle parole di Acerbi e che la prima cosa che faccio è abbracciare, non è che la prima cosa abbraccio la vittima. Ah! Salvaguardiamo il brand e lasciate i like. Stefano De Biasi, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Novità del canale che voglio mettere in pratica: a fine video prendo un commento random, uno o due, insomma, del video precedente, perché sto avendo poco tempo onestamente per rispondere ai vostri commenti e mi dispiace. E allora, fine video, facciamo il momento, il question time, dove prendo un paio e cerco di prendere nomi diversi, nomi nuovi, perché ci sono i fedelissimi che sono sempre in live e voglio dare soddisfazione un po' a tutta la community. Grazie a tutti voi che non mollate, tutto al contrario, così deve essere indossata tutto al contrario, perché stanno succedendo cose senza precedenti. Il report dell'allenamento. Con un'analisi tattica ci troviamo di fronte a una condizione di grande abbondanza, ma fino a un certo punto, e adesso lo spieghiamo, partendo dal report, il riportone, dove vediamo Cajuste, il report eccetera eccetera. Gli azzurri preparano, mi devo svegliare molto presto al mattino e lo sappiamo, ma non c'è problema, per il Napoli questo è altro. Partitine, tattiche eccetera eccetera. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto. C'è stato anche un video del suo arrivo a Capodichino, dove come stai, come non stai, lui non risponde in merito, saluta semplicemente i tifosi del Napoli, ringrazia per i complimenti per la sua Georgia che va agli europei. Ve l'avevo detto ieri, ve l'avevo anticipato ieri. Sì, lui fa il balletto, sì, lui esulta, però la contrattura c'è. Kvara è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra. Insomma, di solito, ragazzi, si fa, no? Terapia, lavoro in palestra, poi a un certo punto il passaggio successivo è lavoro in campo però personalizzato, poi si fa parte personalizzato e parte in gruppo. Lavoro in gruppo significa che sei pronto, e il lavoro in gruppo sicuramente lo ha fatto Osimhen nelle ultime partite, perché vediamo anche foto. Chi è chi con gli occhi chiusi? Sarà uno che non lo so, che sarà uno che sta facendo un provino tra le varie fotografie che ha postato il Napoli. Ho notato questa qua ed è molto bella, anche perché è tanto tempo che non vediamo sorridere Osimhen in questo modo. Vediamo Osimhen vicino a Juan Jesus, un po' più serio Anghissà, c'è Ngonghe, c'è il capitano che è tornato, insomma c'è Osimhen, e questo non era da sottovalutare perché ultimamente parecchio infortunato, e quindi io non sono onestamente molto ottimista per Kvara. Al massimo te lo puoi portare in panchina, ma come ti sei portato in panchina Osimhen, cioè non utilizzandolo, ci siamo. E quindi quello che veramente dobbiamo capire è la condizione di quelli che sono rientrati dalle nazionali e fare delle ipotesi di logica. Da quello che abbiamo capito di Calzona finora è che non sia uno che fa le rivoluzioni e fa scelte incredibili. Abbiamo capito che gli piace l'idea di Raspadori esterno destro, e quindi lo vede anche come esterno. Abbiamo capito che Lindstrom stava cominciando a intravedere un pochino il campo, però comunque non è mai una prima scelta. Se Zielinski non fosse un caso, io individuerei in Traoré quello che potrebbe fare l'Elmas della situazione, perché qua è proprio la partita dove serve Elmas, non c'è Kvara, metti Elmas. Onestamente ne parlavamo col gruppo degli abbonati, ma non c'è Elmas, e quindi dobbiamo inventarci delle cose. Ci manteniamo il dubbio Mario Rui Olivera. Penso che Olivera sia partito, abbia viaggiato.
e ha anche giocato 2 giorni fa. Oliveira in nazionale veramente fa il centrale difensivo, perché gioca Vigna esterno a sinistra. Perdono contro la Costa d'Avorio proprio di Traoré, che però non c'era, e insomma a questo punto io risolvo il dubbio mettendo Oliveira in panchina e lasciando Mario Rui titolare. Nathan, per quanto c'è sempre la possibilità che possa esplodere, non credo sia il momento. Si potrebbe pensare a un Juan Jesus che magari settimana particolare magari non lo vuoi esporre anche alla partita, però la vedo difficile. Lo stesso Ostigard ha giocato in nazionale, quindi lo mettiamo lì. Rachmani è partito con la sua nazionale, ma mi pare che nell'ultima fosse in panchina. Anche tra Meret e Golini non ci dovrebbero essere dubbi, e onestamente io credo che giochi Di Lorenzo sempre, vita natural durante, quindi la difesa dovrebbe essere confermata così come la vedo io. Poi Lobotka, lo conosci, chi lo può sapere meglio di Calzona come sta Lobotka? Nell'ultima partita di nazionale Lobotka non è partito da titolare, ma è entrato poi nel secondo tempo, quindi diciamo che ha riposato un pochino, e quindi Dendoncker lo togliamo. Anghissà dovrebbe essere confermatissimo, e a questo punto abbiamo questi dubbi qua. Lo stesso Zielinski ha giocato in nazionale, se non ci fosse lo togliamo. Cajuste, Traoré, e qua cominciano i vari ballottaggi, perché tolgo Kvara, metto Osimhen al centro dell'attacco, conferma inizialmente Politano, e qua c'è anche Ngong che non credo che venga adattato a sinistra, ma abbiamo tutto questa striscia di possibili giocatori a sostituire Kvara. Quindi se usi Traoré, per esempio, qui mi dite voi nei commenti qual è la vostra soluzione preferita. La curiosità di vedere Lindstrom dall'inizio io ce l'ho e me la tengo come speranza, però io ve la risolvo così: Cajuste in panchina, Traoré nella sua posizione dove è stato utilizzato sempre da Calzona, Lindstrom, Raspadori, Ngong non lo adatterei a sinistra. Ngong è proprio questa la sua posizione, vicino alla punta, è un Politano però più offensivo, quindi ci sta. E tra Lindstrom e Raspadori la speranza è Lindstrom per una questione di curiosità, ma credo che la possa spuntare Raspadori perché lo vede come esterno e secondo me a sinistra potrebbe essere anche più efficace, può rientrare con il destro, ma è abbastanza ambidestro Raspadori, quindi secondo me ci siamo contro un Atalanta che porta l'unico dubbio che è Coop Miners, ma lo possiamo risolvere probabilmente domani. Se avete domande per Calzona fatele a me, perché di conferenza non se ne parla proprio. E leggevo in questo momento un commento, un messaggio privato di Giancarlo che onestamente mi fa riflettere, perché la questione di Gravina io non la voglio liquidare con quella battuta a inizio video, è più grave del fatto stesso. Ci sono ancora altre considerazioni che mi vengono giorno dopo giorno, che non cambiano quello che ho detto finora, e anche a livello tecnico giuridico la sentenza non è tutto il contrario di inattaccabile, anzi è molto contraddittoria, ma evidenzia quello che è un problema serio della giustizia sportiva, dove in teoria non servono le prove pesanti, perché esistono, no? E non è il numero delle prove, è il peso delle prove, questo nella giustizia anche ordinaria. E quindi il fatto che il teste, cioè Juan Jesus, che è anche la vittima, che è quello che testimonia quello che ha sentito, non basti la sua parola, è abbastanza grave. Quindi, però, quello che ha detto la giustizia sportiva è diverso da quello che dice Gravina oggi, perché la giustizia sportiva conferma, dice no, quella Acerbi è così, però noi crediamo a Juan Jesus, però non possiamo insomma dare la squalifica, perché la squalifica o è 10 o è nulla, e quindi hanno deciso per il nulla. Se però Gravina dice, come giustamente mi fanno leggere, mi fanno riflettere, dice io credo ad Acerbi. Se tu credi ad Acerbi vuol dire che non credi a Juan Jesus. Se non credi a Juan Jesus gli dai del bugiardo, e Juan Jesus l'ha ripetuto più volte. Oggi ha parlato anche Calenda, l'agente di Juan Jesus, spiegando che non è stata una scelta sua di non portarsi avvocati
alla video testimonianza, hanno fatto quello che gli è stato chiesto, che non era previsto, e quindi ha portato a supporto anche un filmato, chissà quale filmato, ma farebbe bene, non bene, benissimo Juan Jesus ad andare fino in fondo, perché poi chi parla con la sciarpa davanti alla bocca, e quindi i tifosi interisti stanno dando del bugiardo a Juan Jesus, ed oltre al danno la beffa, oltre all'offesa, all'ingiuria, oltre all'insulto, stiamo anche mettendo in discussione l'uomo, non più il calciatore. Quindi veramente si sviluppa l'acerbismo, si sviluppa del fatto che due parlano e tu credi a quello bianco. Non c'è altra considerazione da fare. Quindi Gravina si abbraccia a Acerbi e noi abbracciamo Juan Jesus. Se ci sono tante le possibilità per farlo. Si parlava, penso che il Napoli potrebbe accogliere quella che era la mia idea di ieri, di mettere comunque una patch, non quella della Serie A, perché quella fa ridere, ma cose nostre che partono da noi. Avevo visto una parodia di una foto della nuova maglia, però con il pugno che però abbraccia che mantiene lo scudetto, ma lo scudetto al contrario, che ha un significato particolare per noi. Comunque scudetto, campioni in Italia, non possiamo fare altro che sottolinearlo. E quindi è tutto molto molto triste. Per il campo ci rimandiamo a domani. Ricordiamo i diffidati, perché sono tutti disponibili, quindi il Napoli è praticamente al completo tranne Kvara, ma i diffidati Rachmani, Lobotka, Mazzocchi e Ngong. Quindi attenzione, perché comunque sarà partita tosta e lo sappiamo. Attenzione ai cartellini gialli, soprattutto per Lobotka e Rachmani. Più tardi ce ne andiamo anche live dall'amico Peppone. Saprete i vari link, chi mi segue sugli altri social, Instagram, tweets, Telegram, eccetera eccetera. Ma prendiamo una domanda. Ci spostiamo e leggo un po' di cosine così a caso. Partiamo proprio dall'inizio. Antonella, che citavo, con cui parliamo spesso, tra l'altro anche lei è del campo, è avvocato, quindi io, capito, veramente mi rimando alle competenze quando si tratta di parlare di cose giuridiche. E leggo sotto, e lo sto leggendo adesso per la prima volta, credo che qui sia, se dice per la situazione, potrebbe essere proprio il giudice Alberto Maria Picardi, che dice: il mio grazie perché ancora una volta sei stato tecnicamente perfetto nell'esposizione di fatti tecnico-giuridici non facili da divulgare, davvero bravo perché fa informazione corretta e approfondita, non solo tecnico-sportiva. Io sono molto emozionato quando leggo questa cosa, perché sono argomenti oltretutto delicati, e quindi io, se vi fa piacere, posso provare anche ad invitare il giudice Picardi in una live, magari gli facciamo dire due parole, perché se avrà il tempo di farlo, sempre molto 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 disponibile, molto gentile con me, e potrebbe essere un'occasione per mettere ancora un punto, perché abbiamo sentito anche altri avvocati e giudici dire no, quella è stata perfetta, e allora bisogna bilanciare quelle che sono perché se anche il calcio è opinabile, no? Quello è forte, quello è scarso, è un po' opinabile. Se andiamo poi nelle cose tecniche, dovrebbe essere meno opinabile, ecco. Se Spalletti convocherà Acerbi, non guarderò le partite della nazionale, e mi rendo conto di quello che dice Maria. La maglia non leva sete perché al petto non ha lete. Hai ragione, non siamo maturi. E dato che non credo che ci siano proprio domande, perché qui è questione di come vi dico, molti si sono sfogati nell'argomento nello specifico. Mi piace questa idea di Antonio, che dice: sarebbe carino mettere la scritta no race al posto dei cognomi dei giocatori, una soluzione elegante e molto più significativa della semplicità. Hai ragione da morire, mi piacerebbe tantissimo. Credo che tecnicamente non si possa fare, perché anche per una questione di telecronache, di diritti televisivi, loro devono avere tutta una serie, impongono le TV quando firmano dei contratti di esclusiva che ci siano delle regole, e quindi tra le regole ci sono anche i nomi che devono essere leggibili per i telecronisti, figuriamoci. Però io l'ho scritto su Twix oggi: prenditela una multa ADL, prenditi una multina,
metti lo scudetto al contrario, aggiungi sopra la Serie A, metti il pugno di Juan Jesus o una cosa del genere che sarebbe molto elegante, no? Metti Acerbi sopra e i nomi magari li metti sotto vicino Upbeat. Io credo che tutte queste cose che poi vengono sottolineate verrebbero accolte con favore degli altri sponsor, cioè se la metti sopra eBay funzionerebbe, però eBay potrebbe avere dei problemi anche con l'Inter, quindi eBay non credo voglia essere coinvolta sotto questo punto di vista, mentre MSC se lo sponsor, vabbè, non si può fare, lo so, però tutte queste iniziative sono molto molto interessanti e sono contento. Sono contento che ci sia una sensibilità ancora che viene colpita da tutto questo, e non perché è forte la tentazione di dire vabbè, ma che ti aspettavi, oramai questo è. Se ci abituiamo a questo andazzo è la fine veramente. Purtroppo quello che la conferma delle parole di Gravina mettono una pietra tombale su quelle che sono le speranze per il futuro, però gli uomini passano e le parole restano. Poi chi vuole non credere non creda. Io spero che Juan Jesus vada fino in fondo, perché noi siamo con lui e non perché porta la maglia del Napoli. Ero con Lukaku, ero con Keane della Juve, ero con Koulibaly e sono oggi con Vinicius Junior e con tutti quelli che lo subiscono, a quelli meno famosi che poi non vanno alla ribalta, che subiscono queste cose, perché è tosta e perché noi possiamo solamente immaginare da lontano quello che significa provare quello che provano sti ragazzi, che sono comunque privilegiati, ma che comunque possono dare voce a un disagio generale, perché succede a loro e lo veniamo a sapere tutti, ma quando succede nei campetti di periferia o per strada nella villa comunale, visto che i grossi danno un cattivo esempio, se le istituzioni poi chiudono un occhio ci vanno di mezzo quelli più giovani, ed è gravissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ci vediamo domani, ci vediamo più tardi, insomma lo sapete come funziona, se voi state tuned qualcosa esce sempre. Vi raccomando però iscrivetevi al canale, perché ora siamo vicini ai 22.000, il che significa il numero del capitano Di Lorenzo, e dai.